Sicuramente con il buon vento di 4 vittorie consecutive e un secondo posto in classifica nel campionato d'eccellenza, la Pro Favara in anticipo sul campo neutro di Geraci incontra domani il Castelbuono. Con che spirito? Abbiamo uno spirito positivo, veniamo da risultati importanti, ma sappiamo che domani sarà una partita difficile e che non possiamo sbagliare. Andiamo a incontrare una squadra che è in salute, una squadra anche se dall'ultima partita ha perso, però in casa ha fatto abbastanza bene, una squadra giovane, una squadra aggressiva, cattiva, e quindi bisogna stare molto attenti e fare una partita importante per quello che è il turno settimanale. Come dicevo all'inizio, 4 vittorie di fila, insomma, fanno morale. Sicuramente fanno morale, ma questa squadra è stata costruita per questo. Credo che dopo le difficoltà iniziali abbiamo iniziato un pochino a trovare le giuste misure, a conoscerci meglio, a capire un pochino quello che bisogna fare e come bisogna farlo, e credo che i ragazzi lo stanno facendo anche abbastanza bene. Quindi gli ingranaggi iniziano a girare nel senso giusto. Assolutamente, già si vede qualcosa di diverso, la squadra comincia a giocare anche bene, mette tanta intensità e sappiamo che ormai siamo entrati nel vivo del campionato e se vogliamo recuperare punti non possiamo sbagliare. E a proposito di recupero, ci sono state alcune defezioni, chi per infortunio, chi perché ha avuto problemi anche alle mani, insomma, rientrano? No, non rientra nessuno e questo, come ho sempre detto, è un gruppo importante, un gruppo forte. Non mi piace parlare delle assenze, anche se ne abbiamo tante, però credo che abbiamo sopperito abbastanza bene a tutte quelle che sono state le nostre defezioni. E poi il ritorno nel campo amico, a casa al Broccoleri, per il prosieguo di un campionato, insomma, avere il pubblico, anche se dobbiamo dire che mai gli Ultras vi hanno abbandonato, è sempre bello. No, assolutamente, è vero che gli Ultras non ci hanno mai abbandonato, ci hanno sempre seguito, però tornare a casa ha un sapore diverso. Credo che domenica si respirava un aria diverso, anche i calciatori respiravano un aria diverso, si è vista una partita importante e credo che il fattore campo sia determinante. Quindi un buon proseguo e un buon vento che speriamo continui? Assolutamente, lo dobbiamo fare continuare, dipende tanto da noi, sappiamo che dobbiamo fare qualcosa in più e lavoriamo anche per questo durante la settimana, cercheremo domani di raccogliere il massimo per mettere più punti importanti in classifica.